piano piano ci ricolleghiamo ovunque. Poi a questo punto, se io vado a prendere qui. Salve, da quanto tempo? Guess who's back? Allora. Ok. Save config. Ok, allora, ci siamo. Allora, quanto pare il file è stato un flop, perché? Allora, il tempo che carica vado pure un attimo in bagno, è anche in italiano, quindi ce lo dobbiamo solo godere. Ma lo so, pipa. Deve fare pipo. Pipo. Premi Alt F4. No, 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 no. Che è successo? Guarda questi guardali, guarda come collaborano Cristiano e Francesco. Premi Che è tasto successo? Windows, premi Alt F4. Perché, No, Francesco? guarda, cioè No! collaborano. No! Amici delle guardie. No, ragazzi, veramente, ragazzi. Brutto esempio, Al mio ragazzi. amico Enzo non mi potete chiedere di fare questo, ragazzi. Non potete. Allora, ecco qua. Ecco, guarda. Così allego, No, te l'aveva lo fatto pure l'occhiolino. zio. Più niente, lo zio. Sì, ragazzi, piove così forte e piove così tanto. Silent Hill. Non, peggio. Silent Hill Peggio. 2. Peggio. Silent Hill 3. Un Silent Hill. Sto installando 2600 ROM. È un prezzo No, diverso. fai tu Alt F4, vedi l'effetto che fa. Vedi a metà? Allora, benvenuti in questo nuovo e allegro titolo adatto a tutte le età. Certamente. Piccola premessa. Questo titolo è basato su una delle storie uscite nel primo libro della serie di Five Nights at Freddy's. Poi sono usciti altri 864 libri dopo, però è stato adattato correttamente ed è stato adattato molto bene. Ne ho sentito parlare abbastanza bene del titolo e quindi ho soltanto messo lingua italiana. Io direi facciamo nuova partita. Postazioni non muovete niente? No, già ho settato Ah, tutto prima. ok. Vediamo al limite poi durante il gioco se c'è qualcosa. Allora, non vedrai a malapena l'immagine al Sembra troppo centro. alta perché per le streaming poi Allora, abbasseremo facciamo un po' con la così. velocità. Così dovrebbe andare bene. Se non dovesse vedersi, ditemelo su. Oh, allora un'esperienza narrativa Mhm. inquietante o spaventosa, Ah, un'esperienza bilanciata, va bilanciata. bene, tranquillamente. Però secondo me ci sono altre Ma difficoltà. sì, si Quindi ci sbloccherà. sarà da impegnarsi un po'. Credo di sì. Vuoi procedere? Assolutamente. Prologo. Una volta tanto non potrebbe succedere qualcosa di interessante qui intorno. Oswald, dobbiamo andare. Animato proprio così. Sì. Bello. Perché disegni questo coniglio? Non c'è nessun altro posto in cui possiamo andare. La pizza è stata buona delle prime 2 volte, ma vorrei proprio fare qualcosa di nuovo. Dai, fai tu il papà. Dai su, Oz. Jeff non può essere il posto peggiore in assoluto da frequentare, puta. Tutti i giorni la stessa storia, per tutta l'estate. Entro, ordino una pizza, fisso per ore le pareti gialle macchiate di olio e aspetto che torni a prendermi. Che c'è di divertente? Sono quasi contento che domani inizi la scuola, così quel posto mi tocca vederlo solo nei weekend. Più potente questa voce, dice Alistair.
Mi dispiace, figliolo, lo so. Nessun bambino dovrebbe avere come unico svago una pizzeria malandata. Ma Jeff è l'unica opzione, è l'unica che possiamo permetterci, minchia. Non vedo questa minchia che c'è, però va bene. Lo sai che i soldi scarseggiano da quando la fabbrica ha chiuso. Ma quando passerò a tempo pieno al corner store... Ammesso che il corner store duri tanto a lungo. In questa città tutto muore, Oggio è morto e non si sa mai chi sarà il prossimo a chiudere. Perché non possiamo trasferirci nella città accanto dove si stanno spostando tutti? Tutti i miei amici sono andati lì. Per la nonna non sarà difficile qualche chilometro di viaggio. Beh, a meno che le sue ossa di merda non si rassodino nella notte, trasferirci è fuori questione. A papà. Ma non possiamo impacchettare la nonna in un rotolo di Pluriball. Magari fosse così facile, anche con tutta la forza sconfinata del Pluriball, lei è troppo delicata e la cosa non cambierà. Ah, Sig. A Fig. proposito di cose che non cambiano, scommetto che l'opossum è ancora all'angolo con il semaforo. Ah sì? Facciamo un gioco. Se quell'animaletto è ancora lì, ti darò $1 extra per un'altra fetta di pizza da Jeff. Ok, È là, mi sa. c'è l'opossum. Mamma mia. Ancora lì? Ancora morto. Minchioni. Le cose miglioreranno, Oz. Ora vado a puttane. Non credo. Certo, non possono peggiorare. Ecco lo spirito giusto. Cazzone. Ciao papà. Che razza di padre sono se non riesco a renderlo felice, tralasciando che non posso permettergli di comprargli altro che pizza. Mi dispiace che le cose siano andate così, Oswald. Francesco si è abbonato. Grazie mille. Il giorno del il mio regalo è questo. Lui hanno. Ci hai fatto tu il regalo a noi e noi da amici ti faremo un regalo a te. Grazie, Cristian, faccio quello che posso. Mi dispiace che le cose siano andate così, Oswald. Luca. Allora, graficamente io l'avevo visto nelle anteprime, piace. nei trailer, cose va, ma è fatto Cazzari, molto ma che si belle. vuole bene, ma io mo ti piscio in Oh, faccia. Francescone. Cazzari, poi Mi piscio in faccia. Vengo fino là e ti urino negli occhi. brutto esempio, Francesco. Grazie, faccio un po' di pausa, ragazzi, che riscaldo un altro po' la voce. Sei di nuovo in ritardo, papà. Per eccellenza? Ma con chi sta? Tavolo accanto. Ah, sono quelli a fianco. Altro che i miei amici portavano di continuo. Ricordo ancora quando giocavo nella vasca delle palline e mi venivano i funghi alla pelle. Ma che schifo. Beh, sarà per questo che è ancora chiusa. E anche perché ci siamo capiti. No, è ritornato È Gabri. lui, ciao Sì, sì. Gabri. Una vasca delle palline segreta, eh? Palle segrete. Allora, ci muoviamo e possiamo anche correre. Ok, cerca la vasca delle palline. Mappa. Oddio, c'è una mappa. Oddio, A noi oddio. piace. Tante cose. Allora, la cosa bella di questo titolo, qual è? Dica. Il creatore della serie Five Nights at Freddy's, Scott, ma non ricordo il cognome, praticamente ha lanciato una specie di iniziativa un paio di anni fa. Ok? Chiunque vuole, tra virgolette, fare un gioco a tema Five Nights at Freddy's, c'ha un'idea, la presenta, la mostra, fa modo di fargliela avere. Scott, esatto, non ricordo il cognome, ragazzi, ragazzi. E se all'autore piace, non solo il titolo entra a far parte ufficialmente della lore dei titoli principali della saga, ma viene anche sovvenzionato da lui e dà fondi a questi giovani sviluppatori indie per fare giochi così. E sinceramente lo valuteremo poi alla fine, però per un titolo indie, devo dire la verità, tutto piace, ordinato, sì. preciso, uno stile grafico fatto bene, cioè... Allora, abbiamo sala con i tavoli, il backstage, il seminterrato, l'entrata,
vasca delle palline, cucina, sala per feste, sala giochi, deposito e sorveglianza. Abbiamo anche uno zaino, quindi c'è anche un po' di inventario. Allora, non parliamo più di quella disgustosa vasca delle palline. E invece là dobbiamo andare. Pizza vegana te la mangi sempre tu. Oh, dice che era qua. Però noi esaminiamo. Non so a cosa serva questo palco. Non ha mai suonato nessuno qui. Se non se lo ricorda, non se lo ricorda. Nulla di che. Ogni tanto non me lo ricordo. No, ma è molto spesso che uno non ricorda le cose, Gabri. Allora, invece di andare subito alla vasca delle palline che è qui, io direi esaminiamo un pochino intorno. Qua giustamente non penso riusciamo ad entrare. La porta è chiusa a chiave. La porta è chiusa a chiave. Consumazioni illimitate. Solo per l'acqua. Magari valesse per l'aranciata. Boh, meglio di niente però. Vabbè, effettivamente sì. Ok, di qua possiamo andare. Salve. Un'altra fetta di pizza al formaggio e un bicchiere d'aranciata? Per ora no, sto dando solo un'occhiata. Beh, tanti auguri. C'è poco da guardare, a parte palle di polvere e ragnatele. Non credo che mordano. Le palle di polvere? No, i ragni lupo. Jeff, i ragni lupo sì che mordono. Oh, buona fortuna allora. Cos'è un ragno lupo? È un ragno brutto, già dal nome. Ok. Già che si chiama ragno, già brutto. Poi ragno lupo, Ragno lupo, interessante. brutto. A quanto pare l'offerta di oggi è una fetta di pizza più una bevanda a $1,50. Oh, $1,50? Non è male. Contando che è sempre cartongesso. Che Sì, non è pizza, sì, però, la stessa di ogni giorno. E qua possiamo andare? La porta è chiusa a chiave. Palle di polvere. Vabbè. Io non Va so bene. cosa dire. Non hanno neanche dei gusti decenti. Cioè, quindi è proprio una pizzeria terra. Ma stai pensando un attimo a chi sta bella e buona. Poi che da napoletani giochiamo un gioco ambientato in una pizzeria. Mi viene il sorriso. Confesso che mi viene il sorriso. No, no, ma figurati. No, chi? Ma di che? Non ti preoccupare, no. Ragazzi, Gabri sentitevi ci difende sempre. No. È vero. Gabri ci difende sempre. Ragazzi, non vi preoccupate, anche se qualcuno dice qualcosa, fino a quando non ci riteniamo noi offesi, non diciamo niente, quindi state tranquilli. Francesco banna perché è moderato. No, nessuno banna. Ma Ecco, perché? esiste davvero. Ora, io non so, tu non sai l'incipit di questo gioco? No. Ok, Tipo un cazzo. ok. Esiste davvero. Ha un aspetto schifoso. Ma chissà come reagirebbe papà se mi nascondessi e fossi dato momentaneamente per disperso. Forse imparerebbe a non lasciarmi tutto il giorno in un posto così inquietante. Ma fliccheranno anche LED. Sì. Allora, dietro c'era qualcosa dipinto qui sopra. Chissà che cos'era. Allora, mi sembra... Sono loro. Sì, sto cercando di capire chi sono però. Che quella a sinistra mi sembra Springtrap, al centro dovrebbe essere Freddy e a destra Chica. Vabbè, però vedi. No, ecco cos'è un ragno lupo. È brutto. C'è un ragno grosso. È un ragno grosso. Mortacci tua. Willong, benvenuto sul canale. Salve. Allora, noi abbiamo trovato la stanza delle palline, quindi a questo punto palliniamoci. Spero di non beccarmi un'infezione agli occhi. Bella animazione. Ma che? Dove è uscita tutta sta gente? Allora, erano Freddy, Chica e Bonnie. Questi personaggi assomigliano a quelli che disegno. Ok, già sta cosa è strana. Se tu 5 secondi prima non li hai riconosciuti, vabbè, erano sbiaditi e tutto. E tu adesso li stai vedendo per la prima volta. Perché all'inizio lui li stava disegnando? Allora, se noi usciamo da qua... Allora, noi siamo entrati nella vasca delle palline. Perché adesso c'è tutta sta gente? C'è problema. Enorme problema.
Un grosso problema. Sì. Sì. Bonnie è il migliore. Secondo te suona canzoni a richiesta? Siamo nella Freddy Fazbear Pizzeria. Com'è possibile? Ho sentito dire che c'è un nuovo cabinato nella sala giochi. Dovremmo provarlo. Scommetto che è fighissimo. Scommetto che riesco a fare il punteggio più alto prima di tutti. Super nerd, ultra nerd, ci ho già pensato io. 25 centesimi a dolcetto? Potrei mangiare dolcetti per il resto della mia vita. Mamma però non ne sarebbe entusiasta. Qui possiamo entrare? No. È pieno di bimbi. Mi servono altri gettoni. I miei li ho persi nella vasca delle palline. Io starei un attimo lontano da quella vasca delle palline. Ehi amico, che vestiti da sballo, mai visto niente di simile? Grazie. E a me piace la tua maglia di futuro del flashback. Tra i film vecchi è il mio preferito. Vecchi? Ma che stai dicendo? Sei uscito tipo 3 settimane fa. Sì. Quindi la maschera è un portale temporale. Sì. Vabbè. Ok. E noi siamo finiti nella pizzeria dove sappiamo ci sono quelle bestioline un po' Ok. preoccupanti. Noi dovremmo incontrare il nostro padre da piccolo, forse. Mi chiamo Mike, lui è Chip. Tu ce l'hai un nome? Io sono Timmy, Timmy Turner. Mi chiamo Oswald. Come il mago. Il mago? Di Ah, è Oz, vero. ovvio. Ah sì, l'ho visto una volta, i miei genitori mi chiamano Oz. Sarà da lì che l'hanno preso. Oswald Cobblepot. Non quello. Come mai non ti ho mai visto in giro, Oz? Io ho appena viaggiato nel tempo in una vasca delle palline. Sì, sì, la risposta corretta sarebbe questa, che poi è la verità pure. Un'ottima domanda. Ah, sei un tipo simpatico. Non c'è niente di male essere l'ultimo arrivato, Oz. La nuova fabbrica sta attirando in città un sacco di gente come te. Nuova? Una fabbrica nuova e fumante. Il mio papà lavora lì e anche il papà di Mike. Cacchio, scommetto che anche tuo padre ha trovato lavoro lì. Cosa? Ma... Chip, bello mio, mi stai stressando il nuovo arrivato. Facciamolo divertire nel frattempo che si ambienta. Vuoi giocare a pizza roller con noi, Oz? Sembra divertente, ma non credo che dovrei essere qui. Ah, e dove altro dovresti essere? No, brutta cosa dietro. No, no, brutta cosa dietro. L'avete visto? No. Io non l'ho visto. Andiamo, Ciccio. Ma Ciccio Francesco? Ciccio? Allora? Ciccio Greco? Ciccio Gamer. Ciccio Gamer. Salutone, Voglio parlare ancora di film con te. Allora è deciso. Seguici fino alla sala giochi. No, però non so cosa stia succedendo, ma faccio male a nessuno se resto qui per un po'. Sempre meglio che nascondersi in quella disgustosa vasca delle palline e poi chissà quando arriverà papà. Era un invito. Quindi se io voglio esaminare la mappa, noi siamo proprio nella pizzeria. La porta è chiusa a chiave. È meglio che lo resti. Ed è meglio proprio, sì. Salve. Qualcosa che possiamo... Oh! 1, non correre. 2, non urlare. È possibile che i ragazzi rispettino queste regole? Certo, nella pizzeria con i giochi, non correre, non urlare, Un po' difficile. Pizza, pizza. Questa ci troviamo Francesco. Sì, questa è la festa di Francesco. Ma potrebbe essere lui, questo ragazzo qua, che sta spiegando a tutti perché non gli piacciono i giochi che gli stanno proponendo, perché li ha già giocati tutti, Esatto, oppure non gli piace. esatto. Potrebbe essere lui. Oh, allora. Questo... Qui di solito è dove si mette Foxy, se non Sì, mi sì, sbaglio, qualcosa quindi... brutto, però lasciamolo là. Vabbè, andiamo in sala giochi. Ciao Freddy. Un coupon per il party piratesco di Fox. Ecco. Sì. Sì. Ok. C'è un regalo. Gazzosa al gusto di Che pizza. schifo. Voglio neanche immaginare di cosa sappia. Questo sai come si chiama? Questo è proprio America il film.
gassoso al gusto di pizza. È America. Allora, quanti biglietti serviranno per ottenere un coupon? Allora ragazzi, eccoci qua. Hai mai giocato a Pizza Roller, Oz? Ah, è Skibble. Non a Pizza Roller, ma conosco qualcosa di Eh. molto simile. Non mi sorprende, il modello più recente e più in voga del Fazbear. Abbiamo delle cosucce piuttosto esclusive qui. Cos'è il Fazbear? Ah? Un bambino che non conosce il Fazbear. Sei uno spasso, amico. Tieni, prendi una pallina e ti spieghiamo come giocare. Cominci contro di me, ci andrò piano, forse. Ah, dobbiamo proprio farlo, ok. Bello. Allora, l'obiettivo è di fare più punti che puoi lanciando le palline nell'anello con il bersaglio. Alla fine c'è una rampa che ti spara la pallina in aria, perciò bisogna dosare bene la velocità. Sta a vedere. Ah, sbruffone. Sì, effettivamente, subito così, dai. Devo ripremere. Suca. 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 Tocca a me. Bravo Mike. Mike è il miglior giocatore di Pizza Roller in città. È di una bravura quasi inverosimile, secondo me. Non è stato un grande sforzo, sono stato confinato qua tutta l'estate mentre i miei lavoravano. Ma perderò la mano quando torneremo tutti a scuola. Vediamo se... Ho cacato nel puzzo. Allora, ha fatto il mio stesso tiro, perché a lui è entrato? A scuola? Vai anche tu alla Westbrook? Beh, ovvio, la Westbrook è l'unica scuola nei paraggi. Squadra che non mi torna. Prova a caricarlo. Ho sentito dire che quest'anno avremo una nuova professoressa. Milfona? Mi pare che si chiami Miss Mecham. O Micia? O Micham, dipende. Saprei. Ultima pallina, Oz. Fai un bel tiro. Prova a caricare lo Z. Ma vaffanculo. Ah, vai, proprio. No, lo tiro proprio fuori direttamente. No, e non lo posso mai recuperare. Questo è vero. Ah, imbattuto. Amico, non c'era bisogno di andarci più pesante con il nuovo arrivato. Lo sto solo spronando a fare meglio la prossima Facciamo il volta. cazzotto in bocca. Vediamo chi vince. Che ne dite di giocare ad acchiapparello? Sì, giochiamo ad acchiapparello in una pizzeria con gli animatronici posseduti che uccidono i Anzi, bambini. chi muore Sì, per primo? sì. Chip o lo sbruffone mai? Bello, così potremmo mostrare il posto a Oz. Dico, ma certo. Forte, comincio io a fare il mostro. Preparatevi a scappare. Non farti beccare. Ho capito che lo spazio è questo. La porta è chiusa a chiave. Nascondi, nascondi. Nascondi. Tutto chiuso, tutto chiuso. Non posso tornare indietro, avanti nel tempo. Lo fregavo definitivamente. Oh no! Oh no! No, 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 no! No, vai via, vai via, vai via. Vai via, vai via. Corri, 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 corri. Scappa, scappa, scappa. Oh no! No! No, no! Però non vale, sono inciampato. Questo vuol dire che siamo un problema. Sì, perché sto punto io lo sto vedendo proprio come la meccanica impara a scappare. C'è un sacco di gente oggi, sarebbe stato impossibile seminarti, Chip. Mi sa che hai ragione. Sono tutti qui per un'ultima partita prima che inizi la scuola. Allora perché non giochiamo a nascondino? No. No. Finalmente. Ecco un gioco in cui sono bravo. Affare fatto. Trovo un nascondiglio. Allora, la mente mi dice nasconditi qua dentro. No. Allora, andiamo a vedere se ci fa esaminare la sala giochi, perché alla fine abbiamo visto solo l'inizio. So che nel gioco ci sono più finali e più cose. Ok. Quindi non è un solo vai avanti e vediti la storia. C'è scritto che per giocare serve un gettone. Dove si prendono i gettoni? Papà dice che adorava questo gioco quando aveva la mia età. Sembra divertente. Wow, chiunque sia GGY ha il punteggio più alto in ogni gioco. Deve essere molto abile. Allora, per quello poco che so della trama
dei FNAF, questo è un problema. Perché nell'ultimo gioco, Security Breach, sono presenti dei cabinati dove c'è al primo posto un giocatore che ha queste iniziali qui. Si scopre poi che è Gregory il protagonista, perché esce fuori che lui nella pizzeria nel multiplex ci passava molto tempo e quindi aveva fatto tutti i punteggi massimi nei videogiochi. Però Security Breach è ambientato, sembrerebbe, un bel po' dopo di questo. Quindi non si capisce perché c'è questa cosa qui ed è stata messa proprio per farti dire un gettone. Va bene. Sarebbe fantastico mettere l'hamburger sulla pizza. Immaginatelo, tutta la bontà di un hamburger, ma su un disco di pizza. Ma che bisogno c'è? Hai mai provato a tenere un hamburger con una sola mano mentre con l'altra giochi su un cabinato? È impossibile, ti cade tutto il ripieno. Magari mangi prima e poi giochi. Mentre è possibile tenere una fetta di pizza con una mano sola. Ah, intravedo del talento. Se avessi dei coupon potrei consegnarli in cambio di un premio. Che cosa vintage? Si collezionano. Ok, va bene. Quindi è passato di qua, ok. Va bene. Questo non me lo fai esaminare qua. No, 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 brutto nascondiglio questo. No, 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 no. No, no, no. Dobbiamo No, no. mettere il costume. No, 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 no. Oh, il Setti! Yo, Settone! Ciao Setti! Ho detto, voglio vedere se vedevi la notifica anche tu e ti avrei chiamato domani. Sono a casa. Sì, proprio dentro il Golden Freddy ci dobbiamo mettere. È il posto più sicuro di tutti. Allora, già si è tolta pure la musica. Settone. Grazie mille. E anche stavolta sube. Ancora una volta grazie mille Settone. Sei troppo buono Setti, veramente. Settone lo diciamo a tutti. Settone, diamo l'annuncio. Lo diamo? È il momento. A sto punto. Allora, Gianmarco già lo sa, lo diciamo anche agli altri. Daremo poi indicazioni più precise quando faremo quella live che vi accennavo prima, in cui vi diremo tutte le novità che ci saranno. Ci sarà proprio il momento Settone. Faremo giochi, talk e quant'altro insieme. Abbiamo già avuto delle piccoline idee e adesso che sono tornato a casa ne parleremo ancora meglio. Però Setto, grazie mille che hai accettato e non ve ne faremo pentire. Sarà un vero piacere, aggiungerei. In onore di Setti, ecco, una tuta vuota. Scommetto che non verranno mai a cercarmi qui. Giustamente, ma mi sembra giusto. Oh, però oggi diventiamo OP. Ne ci pensi? No, il problema è che gli animatronici... No, ho visto come è cioè, fatto. tu entri, si attivano le molle e ti perforano. Però funziona, cioè dopo sei OP. Dopo diventiamo potentissimi. Allora, io ho sentito già un rumore. Com'è questo gioco? Per il momento sembra molto carino. Se ti guarda, fatto molto bene, ambientato nel mondo di FNAF ed è una storia nuova basata sul primo libro che era uscito. C'è un po' di esplorazione, finali multipli, è in italiano. Già c'è stato qualche piccolo jump scare interessante. Costa 20 euro. No, non è fatto dal creatore, ma ha avuto il benestare dell'autore e fa parte comunque dei giochi canon. ufficiali, mettiamola così. Nascondiglio troppo ovvio, Mike mi troverebbe di sicuro. Una gratta. Così. Vai, Allora, noi di preciso adesso siamo nel deposito. Sì. Lo sai cosa devi fare. La porta è chiusa a chiave. Aspetta, voglio vedere se c'è qualche oggetto speciale, qualcosa. Anche Oswald sta entrando. Allora, i regali. Questi regali sono vuoti. Spero che siano decorativi, altrimenti c'è un bambino che sta per vivere il peggior compleanno della sua vita. Giugno 1985? È proprio come in quel film. Sento dei passi, meglio nascondermi.
Telecamera panoramica. L'indicatore mostra quanto rumore stai facendo. Fa piano. Hanno scritto una cosa, ragazzi. The Bite of the 85, l'anno del morso. No, il Bite era nell'83, ragazzi. The Bite of 83. Quindi già questo è ambientato 2 anni dopo il Bite. E c'è una cosa che si capisce verso la fine, che è collegato in un modo al Bite dell'83, e forse è quella la direzione che sta prendendo il gioco. Difatti io penso che anche Secret of the Mimic, che è il prossimo gioco che è stato annunciato, che è sempre alla Security Breach, quindi in terza persona, ambienti da esplorare, quello pure lo portiamo. No, 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 il The Bite of 83. Devo nascondermi in fretta. Viva nella grata. Le animazioni sono fatte molto bene. Sì, mi ricorda Molto. qualcosa, ma non saprei che cosa. Ah, bel tentativo, ma ti sento, Chip. Chi se ne? Hai già trovato Oz? Non ancora, è molto silenzioso a differenza tua. Beh, io... forse lo trovo io per primo. Non mi troveranno mai. Uh, ok, mi devo vedere quello dell'87, che non ricordavo ci fosse un incidente successivo riconosciuto come grosso. Ok, dell'87. Ecco. 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 Brutto. Brutto cacco. 80 dovrebbe essere quello di Manny. Ah, ok, aspetta. Il discorso di Mengele è un pochino più complesso. Ma ho capito di cosa state parlando, ok. Per capire bene la trama di questo, basatevi solo su quello dell'83. Cioè, io in parte già so la storia, il grosso qual è. Sono teorie. No, sono cose corrette, Christian. Ricorda le vecchie console Nintendo. Esatto, è fatto proprio con uno stile proprio Ciao, Ste, bello. buonasera, bello. Che diavolo era quella cosa? Fortuna che non mi ha visto. Probabilmente è vietato stare qui dietro. Ma di certo non vedi un demone vestito da orso. Che sta succedendo? Brutto Successo rumore, massato. brutto. Finito di scaricare le ROM, non erano 2600. Quante? Ma 9200. Culo. Sì. Presto, prendi i bambini. Ehi, è là? C'è nessuno? Chip? Mike? Accidenti, non serve alzare la voce. C'è troppa gente che urla. Dove sono finiti? Forse loro sanno cosa sta succedendo. Non li dobbiamo fare nulla. C'è qualcosa che la blocca. Io non corro. Non si smuove. Prendi il martello. Stacca quel martello da là vicino. Ok, quindi una cosa grossa c'è stata anche nell'85. Cambio 7 mari, a presto. Non so cosa significhi, ma non mi sporgerò dietro questa tenda. No, non lo fa. Però dobbiamo trovare i ragazzi, aspetta.
fatto che mi posso nascondere non è confortante. Aspetta. Salve. No, torna indietro. Salve, salve a lei. Salve. Sì, 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 salve. Tutto bene, tutto bene. No, 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 non vengo. Non vengo. No, no. Ok, tu vai di là. Mi sta chiedendo di seguirlo? Forse ha preso Chip e Mike. Comunque sì, Stefano, però è il film che è basato sulla saga di videogiochi di FNAF, ovviamente, se non mi sbaglio, che è nato come videogioco, se non erro, no? Five Nights Sì, at il Freddy's. film è basato sui giochi. Possibile che qualcuno si sia strafogato due pizze mentre scappava di qui. Sì. Inquietante. Allora. Tanto. Si sa mai? Comunque ragazzi, notizia molto importante, DC7. Allora, io nel frattempo sto nascosto. Finito tutto gli... Ma tutto, tutto, tutto. Abbiamo visto, hanno annunciato quello nuovo con i pirati. Io pensavo che era un pesce d'aprile, No, 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 qualcosa. che pesce da aprire. Devo seguire quella cosa. Judgment pure l'abbiamo giocato io, Enzo, molto carino, molto sfizioso. Allora, io seguo la creatura. E... Qua? No, infatti non corre neanche, ok. Ecco. Ok, questa cambia tutta la teoria di Game Theory. Ok, va bene. Secondo capitolo del primo. Facci sapere se tipo come ti pare. Adesso esce anche per Switch. No, no. Cazzo, Quick Time Event. Corri, 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 corri. Vai. È sparito. No, sta là, vedo il braccio. Ok, ha cambiato zona. Spero che Mike e Chip stiano bene. Non sono convinto. Secondo me. Via, corri, corri, corri. No, aspetta. Noi non possiamo uscire dalla porta principale. No, No. Noi siamo nel passato. ho preso nel culo. E a questo punto va a scapalline. Mi Via, sa che via, sono via. diventati ragù, Credo anche Via, io, via, via. Cos'è stato? Aspetta, ha aperto la bocca, Freddy. Aspetta un attimo, fammi vedere una cosa. Ok, si vede l'esoscheletro dentro. Ok, ok. No, 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 vai via, via, via. Via, 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 via. Madonna mia. Eccolo qui. Oswald, che ti è venuto in mente nasconderti in quel vecchio affare sudicio? Non hai sentito che ti stavo chiamando? Piena di mammi, Papà, Oswald! papà, no! Guarda via, tu fa. Giù. Porca vatta. Papà, ti senti bene? Così. Da posseduto. No, scappa. Adesso è un po' seduto. Buona serata, ragazzi. Sì, neanche io, Cristian, mi Aspetta. aspettavo. Jeff, è successo qualcosa di strano a mio padre. A me sembra tutto a posto. Tutta quella polvere ti avrà rincitrullito, ragazzo. Va a casa e rilassati. Aspetta. No. Momento cacca.
È un problema questo. Casa di Oswald, notte 1. Trasportare una scala genera moltissimo rumore. Che hai fatto al mio papà? Dove mi stai portando? Rispetto al bambino, e credo alla fine Sette appunto perché magari voleva riportare il bambino dentro, alla fine invece tirandolo fuori ha deciso di possedere il padre. Forse. Allora, io non so come finisce la trama di questo gioco. Sta cosa che veniva preso il padre e la so, ma poi quello che succede tutto dopo non lo so. Vedendo pure l'ultima teoria di Game Theory, sembra per alcune cose che sono presenti in questo gioco, dei piccoli easter egg e cose varie, in realtà durante il bite del morso dell'83, il padre di Oswald dovrebbe essere uno dei 4 bulli che ha messo Michael e ha fatto partire il tutto. Perché in casa si vede all'improvviso una maschera. Andatevi a vedere il video. Io personalmente seguo solo i video di Game Theory per seguire un attimino decentemente la trama di FNAF. Quindi se volete più indicazioni su quello che sto dicendo, andate a vedere i video e tutto vi sarà più chiaro. Com'è possibile che sai guidare? Quindi forse ha preso lui per questa cosa qui. Casa? Come fai a sapere dove abito? E lui difatti lo vede così in questo momento. No. Capisco perché... Sì, ma comunque non ci trovo... Oh, Francesco, grazie mille che sei passato. Buona serata. Poi ci Ciao, sentiamo domani con Francescone. calma. Un bacio, bello. Io vado in camera mia a dormire. Ok? Che sta succedendo? Cosa dovrei fare? Ah, telefonerò alla mamma. Forse lei saprà cosa fare. Papà lascia sempre il cellulare a casa. Scommetto che è in camera sua. Obiettivo. Telefona a mamma. Ecco. E ci dobbiamo nascondere. A posto. Bene. Benissimo. Ah, merda. Allora. Ho cose più importanti da fare dei compiti. Ma assolutamente devi un attimo sopravvivere. Allora, non c'è niente. Non mi servirà più il ventilatore adesso che l'estate è finita. La stessa frase che dico pure io. Luce. Allora. Il problema è che non so. Ora. Sì, io. Questa è casa mia, ma non so. Ah, aspetta, dovrei avere una mappa. Oh, e che cazzo. Allora, dobbiamo andare. Innanzitutto al piano di sopra, credo. No, camera da letto. Ok, la stanza a destra. Anche qui, se ci voleva uccidere, perché non farlo? No, setti, queste sono le domande che ci servono. È che noi dobbiamo capire le trame. Bisogna sviscerare il titolo, anche che vedo che voi ne capite tutti quanti, sono io l'unico ignorante in materia. Allora, iniziamo ad andare nella camera da letto. Ciao, papà demoniaco animatronico. Ho visto il cellulare di papà sul comodino, ma prima devo fare in modo che quella cosa se ne vada. Forse posso spaventarlo facendo molto rumore. Faccio una puzzetta fuori da porta. Che devo fare? Allora, io direi piano. Vai. Ci mettiamo qua. Sì, Lui verrà qua. sì. Noi corriamo, facciamo rumore. Lo attiriamo qua. Lui viene diritto qua. Noi giriamo e entriamo nella camera da letto. Ok. Il piano è perfetto. Domanda. Sì. Se lui poi mentre entriamo e prendiamo arriva là fuori. Allora, quello è un problema dei noi del futuro. Va Noi bene. iniziamo ad entrare in quella stanza Va e a far bene. uscire a lui. Facciamo molto No, mano, rumore. tranquillo, io mi ricordo poco, Meglio nascondersi. No, lo capisco assolutamente, perché io su qualche Via, gioco, via. magari dopo Metti più sotto la conoscenza, tavola. mi azzecco parecchio su ste cose. Metti figurati. sotto la tavola. Fermati. Vabbè, pure io voglio capire quel punto là. Ok. No. 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 Salve. No. No. Vai via.
Ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho. Radio. Rumore, lui viene qui. E noi nel mentre. Stanza a fianco, sopra, entriamo in camera da letto. Però devo capire un attimo dov'è. Si muove pure. Oh, è fatto bene. Infatti mi piace. No. Devo capire dov'è, però. L'affare ha bisogno di batterie per fare rumore. Io le ho appena finite. Oi, Peppi. Qui conserviamo i giochi di società che tiriamo fuori per le serate giochi. Prima andavamo fuori, adesso restiamo a casa a giocare. Siamo in live, Peppino saluta. Televisione. C'erano anche Toppato, ho toppato. Fatto casino. Fatto grande casino. Fatto grande casino. Oh, grazie Peppi. Vai di là, vai di là. Vai di là. Vai, vai, vai. Lui è andato di là, è andato di là, è andato di là. Vai. Vai. Poi lo senti, ma lo senti tutti i giorni del tipo. Ok, il telefono è sul comodino. Prendi telefono. Prendi telefono. Apri il telefono. Oh, è fatto proprio il telefono. Dove sono i numeri? Sul serio papà li conosce tutti a memoria? E il numero di mamma dovrebbe essere appuntato da qualche parte in casa. Contatti. Dobbiamo trovare il numero di telefono. Oh no. Alcune foto della mia famiglia. Mamma e papà ad Halloween. La nonna con in braccio me da bambino. Cazzo. Dove può essere mo il numero della mamma? Bisogna contare anche che loro puntano sulla sospensione dell'incredibilità. Dobbiamo renderci conto che cose assurde sono giustificate sempre animatronici vivi, però le cose che non hanno senso. No, vabbè, difatti voglio capire questa cosa qua proprio a livello di trama. No, ma ho tutta l'intenzione di finire. No, buonasera, 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 buonasera. Sono morto, sono morto. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Morto. Cattivo. Cattivo lui. Allora. Oh, vai sotto il letto, vai sotto il letto. È ancora giù? Oh, fino a quando non sento la porta muoversi. Ci sono un sacco di vestiti qui. Che schifo, le mutande di papà. Forse se n'è andato. Non se n'è andato, non se n'è andato, non se n'è andato. È di nuovo qua, è di nuovo qua, è di nuovo qua. Non se n'è andato. Ma cosa? Non mi è arrivata la... No, sir! Te l'ho detto che tornavo dopo. Ciao Serrone, buonasera. Vabbè, forse per il fatto che non c'è la connessione, dai. No, il gatto. Ha ucciso il gatto? No, sta là sopra, sta sul letto. Sempre anche il gatto rischia che lo attira, No. figa. È ancora qui fuori? Ok. Dobbiamo cercare pure sto cazzo di numero, mo. Sì, sono tornato anche io, sir. È un piacere. Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Perché per me è stato. Io devo esaminare ogni punto. Lo so. Non viene? È andato a farsi una merenda? Si è mangiato il gatto. E noi ce ne abbiamo. Eh sì, sir, è passato un bel po', 2 mesi. Stati 2 mesi, sir. Spero tutto Allora. bene a lei, sir. Io ho iniziato a lavorare, anche io. Ho distrutto, però va bene. Interessante che sta parlando quando non ci trova. Ok.
Allora, camera da letto abbiamo visto tutto. Mo' o è in soffitta? Mm. Anche perché devo chiamare mamma. Non è a casa. Non è a casa. Genitori separati? Sì. Litigio con la mamma? Anche che la casa è distrutta. Secondo me sta in soffitta. Ci sono un paio di situazioni. Idraulico, meccanico. Questi numeri sono attivi? Non è comprensibile, però fa rumori quando non ci trova. Sì, devi assistere. Ecco, che culo! Che culo! Era la... Che culo! La cosa che vi ho detto di prima della trama del video che ho visto di Game Theory. Questa cosa che quando apri la soffitta accade quella maschera, non accade sempre. Ah, era un... Sì, E serve a qualcosa? è un easter egg Ah, e da quello si capisce quella cosa che ho detto prima, però non accade sempre. ok. E a me è successo, che bello. Quindi c'è un casco di freddi in casa, capito? Affitta. E dovrebbe essere quello del padre perché il padre è quello che ha partecipato Agli al Squid morso Game. dell'83. Sbagliato. Qui innanzitutto io dove mi posso nascondere? Nel 24. baule. Mamma mia bella. Che paura. Qualcuno ha dimenticato una batteria, tanto vale prenderla. Dentro. Ok, possiamo attivare anche a questo punto la radio in soggiorno. Ok. Allora, per alcuni collegamenti e cose di trama, tutto Five Nights at Freddy's si basa su vari avvenimenti che hanno portato ad una certa situazione. Qualche volta ci facciamo una bella live, ci vediamo tutti i video storie insieme e ci facciamo un bel punto della situazione. Praticamente uno degli avvenimenti più importanti nella lore di FNAF è il morso dell'83, dove quattro ragazzi che indossavano delle maschere dei personaggi appartenenti alla Fazbear Entertainment, mi sembra si chiamasse qualcosa del genere. Hanno preso questo bambino, l'hanno messo nella bocca aperta di un animatrone molto grosso chiamato Freddy, che ha avuto la brillante idea di girarsi, mordere il collo del bambino e ucciderlo. Però non si era mai capito effettivamente, a prescindere da uno di questi quattro ragazzi che era il fratello del protagonista, e il protagonista era il figlio di uno dei professori, dei fondatori di tutto l'Ambaradan, eccetera, eccetera. Sembra che in questo gioco e anche nel DLC di Security Breach viene spiegato che fine hanno fatto gli altri ragazzi che hanno partecipato al morso dell'83, facendo capire di come si siano impegnati, rendendosi conto di quello che effettivamente avessero fatto e abbiano cercato in tutti i modi di salvare altri bambini da questo. Quindi da questa cosa della maschera, la domanda che si è fatto tutta la redazione di Game Theory è: perché il padre di Oswald doveva avere quella maschera che è la stessa che aveva quel personaggio in quella scena? Sta maschera poi non si è visti più? Detto proprio facendo un super riassunto su quelle piccole cose di lore che hanno fatto diventare FNAF quello che è, perché a livello di trama c'è una trama leggermente bella piena. Uno di questi ragazzi era Mike, esatto. Il padre di Oswald a questo punto dovrebbe essere uno dei bulletti mascherati che ha fatto accadere il morso dell'83. Ecco la maschera questa qui. Perché mai qualcuno dovrebbe voler assomigliare a quella cosa? Infatti si vede che trovando degli oggetti a cui il protagonista dà dei nomi corretti rispetto a quello che sta vedendo, per quanto riguarda le descrizioni di Freddy e cose varie, lui non li conosce. Quindi perché il padre deve avere in soffitta qualcosa di cui neanche lui ne sa qualcosa?
Quindi William Afton nelle vesti di Springtrap si vuole vendicare della morte del proprio figlio? Io la... No, brutto! Brutto, fatto trappolozzo! Fatto trappolozzo, apri la porta. Corri, 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 giro, 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 armadio. Ma ha fatto la trappola. No, aspetta, mettiti di qua dove non c'è, mettiti come funziona. C'aveva i denti dietro ai denti. Sì. No, ma è fatto proprio... Ragazzi, l'ho pagato 20 euro questo gioco. Copriamo i sotto, eh? Allora, abbiamo visto che in soffitta è alto, non c'è niente, quindi a questo punto cerchiamo qua. Qui dove mamma conserva i camici ospedalieri. Ha dimenticato lei questa batteria? Va bene. Allora, la stanza dove non siamo andati è qui. No, sì. Oh, una batteria. Va bene. Benissimo. Queste vecchie scatole impolverate sono qua giù da quando ne ho memoria. Una corda. Per impiccarci nel caso. Impolverata ma robusta. Vabbè. Ah, non stavo. Meccanismo di resistenza al peso. Una serie di pesi e di leve che possono resistere al movimento di un joystick. Ah, boh, se dovevamo trovare degli oggetti per andare avanti, effettivamente ha senso. Però Sette ha ragione, se William vuole uccidere il protagonista, perché non farlo fin da subito? Perché poi sta uscendo fuori anche tramite quello che si è scoperto poi con Security Breach, che William Afton in realtà poi non è morto, ma è diventato come una specie di virus che sta infettando, sta possedendo varie persone, portandole a fare brutte cose. Quindi lui, più che uccidere direttamente le persone, vuole plasmare forse più il mondo a sua immagine e cattiveria, mettiamoli così. Perché uccidere tu una persona se puoi sottomettere e prendere il controllo di altre persone e ucciderne 100? Sei cattivo, sei stronzo, ne uccidi 100. Quindi prenderne uno Per- per non prenderne 99. Esattamente, esattamente. Ovvero. Allora, seminterrato, abbiamo visto. Cucina. Allora, cucina, sala da pranzo o soggiorno ci restano da controllare. Corridoio 1 abbiamo visto tutta la casa. Allora, abbiamo le batterie. Abbiamo gli oggetti. Andiamo pure sotto, che non vorrei... Che mi sembra un gioco fatto bene, quindi non è che solo le cose in alto sono da esaminare, capi? Qua sotto pure ti puoi mettere? No. Io esamino. Frigorifero numero della mamma. È il numero della mamma. Sì. 555 5683. Però tanto ce l'abbiamo nell'inventario e vaffanculo. Io per sicurezza. Così qua. Seminterrato. Baule. Con uscita di sicurezza vicino. Mamma. Mamma. Ti sembrerà impossibile, però ascoltami. C'è un animatrone gigante coniglio dorato, giallo, giallino, che mi vuole uccidere. Per cortesia, vieni. Però tu lo vedi che è animatrone, ma quelli in realtà sta nel corpo del padre. Allora, tu inizi a far venire aiuto. Chiaro, dai. Allora, 5, 5, 5, 5, 8, 5, 5, 5, 6, 8, 3 mi sembra. Era così il numero? vedi la lista? Lista contata. No, lo devi chiamare almeno una volta. 5, 5, 5, 5, 6, 8, 3. Chiama così. Leggiamo. Ok. 5, 6, 8, 3. Quindi
3 volte 5 e poi Però facciamo rumore quando telefoniamo. Ah. Io ci riprovo, 5, 6, 8. C'è pure il segnale, sì. Pronto? Mamma, è un'emergenza. Che succede? Si tratta di papà, lui ha qualcosa di strano. Ok, arrivo subito. Sbrigati. Sì. Cioè in realtà mo è il padre che si Allora, sta aspetta, Giuseppe, manca un dettaglio. Noi Vai. siamo andati nella pizzeria dove nostro padre ci lascia tutti i giorni. Siamo entrati nella vasca delle palline, ci siamo trovati negli anni '80. Siamo stati proprio nella pizzeria, in una delle pizzerie. Abbiamo fatto amicizia con un paio di ragazzi. Abbiamo giocato a nascondino, ci siamo nascosti in Golden Freddy, che è uno degli animatroni. Siamo scappati perché all'improvviso urla e gente che scappava. Siamo tornati nella vasca delle palline, tornando al nostro tempo. Ci siamo salvati, ma il mostro ha preso nostro padre. L'abbiamo salvato, però ha posseduto nostro padre. E si sta comportando un pochino strano e noi lo vediamo comunque come il mostro. No, No. no. Ah, era Freddy normale, ok. Ha detto no, ha detto ah no, scusa, Ah sono no, scemo. ok. Posso andare? Certo. Posso uscire? Deve essere mamma. No, ma mo ammazza mamma. Vabbè, no. Dato che tu sei ragnofobico pesantemente, C'era il ragno lupo quando prima. giocherai Wukong dovrai passare un piccolo Non scoglio lo nella so, tua già dove passa un piccolo scoglio che sono vergognosamente dettagliati li ho visti. e sono vergognosamente tanti. Oh, ciao mamma. Salve signore. Mio figlio. Mamma, papà è stato rapito e lo hanno sostituito con un... Rapito? Sostituito? Dovrebbe essere una specie di scherzo, È Oswald. uguale purtroppo. Papà sembra a posto, non dovresti innescare una finta emergenza mentre sono al lavoro. Mamma, a papà si accendono gli occhi, io te lo vorrei dire, ma non la vedi quella cosa? Quello che vedo è che tuo padre sta bene. Non so cosa ti si è preso, ma vai in camera tua e datti una calmata, io devo tornare in ospedale. Ah, è una dottoressa quindi, ok. Ma, Sì, ma manco fa una domanda al ma, marito perché è tutto a posto. beh, devo pensarci io a questo punto. Papà deve essere bloccato nella vasca delle palline, devo tornare da Jeff. Ma adesso dobbiamo vedere. La via di fuga era quella botola sopra la finestrella Così aperta nel allunga. seminterrato. E No, un poster del genere in camera comunque. Ti faccio notare anche perché uno che c'ha i disegni degli animatronics sul muro. no, cacca. Apri l'armadio! Siamo fottuti! Sta laggando come la merda. No, ha fatto delle laggatone enormi. Ok. Voi ci vedete? Tutto a posto? Minchia che laggata che ha tirato. Vai. Vederci. Allora. Io credo che dobbiamo andare prima nel seminterrato. Attivare la via di fuga e poi dobbiamo utilizzare gli oggetti e andare a prendere la scala. Ma dobbiamo portarla. Ma perché lagga quando ci insegue? Ma no! Se quando c'è una del gioco proprio. Dove guardi? No. L'ho capito tardi prima. Vabbè, ma ora. Dice qualcosa, ma non si capisce che cosa. Ha ragione. No, non credo. Potrebbe sembrare, forse per l'accento. Uno ipotizza.
No, che corre piano piano. Piano piano. Con tutta la tranquillità del mondo. No, gatto. Allora. Non riesco a raggiungere No, la sì, sta la finestra. scala Papà, una insoffitto. te l'ho detto. Qui da qualche parte. Allora, noi abbiamo pure tutti sti oggetti che non so a che cazzo La corda servono. potremmo usarla per impiccarci. Potrebbe essere la via di fuga finale. Come cazzo trasportiamo mo quella cosa da lì? Nella stanza accanto? Nel dubbio, come diceva Socrate, io mi nascondo. Ok. Lo sente pure lui. No, forse possiamo andare, aspetta. Sì. Tanto io spengo pure la luce. Tanto quello mica c'ha gli occhi. Così se entri in una stanza non ci vedi. Allora, solo che voi a schermo non credo vediate qualcosa poi. Sopra, sopra, sopra. Vabbè, ma apri pure la botola per la soffitta. Allora, mo' è in basso. Ma risata demoniaca? Sì, sì, ti preoccupi delle risate demoniache. Non posso usare questo oggetto qui. Questa corda che ho trovato prima dovrebbe essere abbastanza resistente. Siamo usciti? Siamo usciti, ok. Ok. È un pochino d'avventura grafica unito alle meccaniche di FNAF. Vi piace un Ma no, casino. ma è proprio carino proprio in sé. Cioè, ci abbiamo i luoghi da esplorare. Possiamo andare dove cazzo vogliamo. Allora, mo si esplora tutto. Vai nella vasca Sì. delle palette. Sì. Matrice Però- del puzzle. Ecco qua. Un circuito a 14 elementi che genera casualmente i puzzle nel gioco. Tutto bene. Allora, voglio vedere. Ragazzi, voi in live ditemi se si vede o volete che alzo. No, la alzo un po' la luminosità, dai. Sì. Andiamo. Ok. Ok, già va meglio così. Sì. Allora, questa è la fabbrica dove lavorava il padre. E fuori ci sono le prime versioni degli animatroni. Sembrerebbe di Cioè sì, sono... No, mascotte aspetta, che sto strane. dicendo? Scusate. Sono già apparsi alcuni di questi Mhm. in alcuni giochi della serie FNAF Ok. e vengono descritti come proprio le mascotte quelle da Wish, 5 euro. Ok. Proprio il modello super economico base. Ok. Quindi in questa fabbrica forse lavoravano a questo. La fabbrica ha chiuso 3 anni fa. Da allora ha chiuso più o meno qualsiasi altra cosa in città. Bel posto dove vivere, ragazzo. Quindi questo per far capire forse che Aspetta, questa andiamo città prima agli dove... altri posti. Vogliamo andare prima di là? Sì, sì, e questo è Vabbè, questo prima che di fa. andare nella cosa delle palline, voglio vedere in sala. Cioè, l'obiettivo esce con un verso anomalo. Ok, io non vorrei che sia il padre che ci sta inseguendo. Limonata. Gazzoso alla banana. Gazzoso alla Tutte banana. le sfumature di giallo. Allora, se noi andiamo nel... Ecco, possiamo fare qualcosa nel presente? Oh. Ok, col passare del tempo nessuno dei cabinati sembra funzionare a giudicare dei pezzi mancanti. Meglio continuare a cercare. Aspetta, vede qualcuno forse? Attenzione, batteria? aspetta. Era uscito. Era tutto codice Aggiustato, binario. sì. Ho smontato la gettoniera così da giocare all'infinito. Sembra anche che siano rimasti dei coupon all'interno. Sono felice di aver visto papà riparare roba di ogni tipo negli anni. Grande. A sto punto i coupon li possiamo utilizzare nel passato per Passato. prendere qualcosa. Eh, E il gioco qual è? Sollevamento tasti.
E come in ogni FNAF che si rispetti, come minimo facendo i minigiochi e cose varie ci sono cose di trama, lore e quant'altro, quindi Ma il record sarà. va bene. Ho guadagnato dei biglietti Pierluigi! Ho passato per parecchie anni Luigione. quando ero giovane. Buonasera. Ieri ne ho vista una, ci stavo proprio per entrare. Dai, 12. 12 è buono. Ok. Altri coupon? Ok, va bene. Vinci un tour gratuito dello stabilimento di produzione della pizza di Freddy Fazbear. No, 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 no. Brutto. Meglio continuare a cercare. Ma Forse dovrò trovare lo strumentopolo giusto. questo è uno strumento che ci servirà più tardi. Chip? Ok. Ok, abbiamo anche questo. E su tutti i minigiochi da sbloccare. Bello. Tanto di cappello. Risolvi il Una puzzle. bella. Ecco qua. Bel puzzle di merda però, eh. Oddio, il gioco è del Questo mi 9. piace un sacco. Allora, aspetta. Vabbè, però sarà facilino, credo. Possiamo fare così. Facciamo così e facciamo così. Vabbè, io mo per soddisfazione almeno una volta lo voglio vincere. Poi si vede un attimo per gli easter egg e cose varie. Se sono cose un pochino troppo complicate ci andiamo a vedere poi su internet cosa in realtà si sblocca. Io già mi sono incartato a posto. Aspetta, devo far andare prima un pochino questo qua di qua. Faccio così. Faccio così, 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 così. Lo faccio un pochino girare. Sì, ma erano così belle le sale giochi. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Oh, allora, la natica, questo è palesemente una natica, è un culo. Ragazzi, cioè non scherzate proprio. No. Devo scendere questo. Lo teniamo qui qua. Questo è il lato sinistro, questo è il lato destro. Questo gliel'ho fatto salire qua. Mo adesso questo sta a posto. E fine qua ci siamo, però non riesco a scendere di uno, porcaccia la miseria. No, mi devo giocare alcuni degli spazi sopra, dai. Fa così. Poi se ci incartiamo, esco. Facciamo così. Due, tre,
4, 5, 6 e vedi qua. Cazzo di natica che non ti ho fatto scendere, quindi siamo a spostare te di qua. Con no, aspetta, ho sbagliato. Vai sotto e non rompere i cosiddetti. Aspetta. Che cazzarola. Mortacci tua. Sì. Puzzle scorrevole, ok. È lo stesso. Ciao, grazie mille, arrivederci. Perché non esci? Ah, ok, bisogna tenere premuto, ok. Allora. Autoparlanti futuristici. Un set di autoparlanti nuovi di zecca che calzano a pennello nei vecchi cabinati. Quindi questo quale aggiusterà? Questo no. Ok, e questo ne è un altro. Fast Food Invader. Secondo me è OBS che sta iniziando un attimino ad arrancare, sta facendo più di quello che non ha mai fatto finora. Aspetta, no, voglio capire un attimo perché è troppo laggoso anche per i miei gusti di sopportazione. È il gioco più che altro perché... Cioè, fotogrammi persi da quando abbiamo iniziato, non abbiamo perso un frame. Ok, è il titolo, ok. Vediamo se al limite. Facciamogli fare un refresh dello schermo. Ok, andiamo così se per caso... No. Aspetta, facciamo così, usciamo e lo riapriamo. Allora, aspettate un attimo. Anche perché finora è andato tutto bene, non ha dato nessun segnale, nessun problema. Mo lo riavvio un attimo. Ma senti, guarda, dall'inizio non aveva dato proprio nessun tipo di problema. Vabbè, mo spegni e riaccendi alcune volte funziona con dei titoli, quindi ci abbiamo giocato ad Alan Wake, niente ti blocchi col clone di Space Invader o Galaga. Mi sembra un attimo, non ha senso la cosa. Domani a mezzanotte. Domani a mezzanotte Resident Evil 9. Essere 20 titoli, giochi nuovi, 30 minuti dura, quindi bisogna vedere quando... Ragazzi, il menù della serata di domani si è scritto già da solo, quindi sappiamo che cosa faremo. Questo famoso remake
Chi è il protagonista? Come si chiama? Non mi dica che non ti sei salvato. Con la puta alla Non si è salvato che ho completato questo. al solito, ma vabbè. No. Direttamente il remake. Vedo di rifarlo prima che iniziamo la live. Che sarà un remake, ma uno con combattimento Pistola arcade. arcade. Queste TV sembrano stravecchie. Come mai Jeff le conserva? Vedete, fatti una mura, sì, Niente, in questa stanza sia nel presente che nel passato non riusciamo ad entrarci proprio. Forse arriveremo. Qua neanche. in pensione, hanno solo fa una bella serie remake fatti bene in cui aggiustano tutto. Ok, qua stiamo riuscendo ad entrare. Ok. Bene. Non ho mai visto Jeff maneggiarlo. Questo spiega tutte le macchie sul pavimento. E inserire i retcon che lui poi ha messo 10 anni dopo. Questa pozzanghera sembra qui da tempo. Spero che non mi si infiltri nelle scarpe. Scusa se ne ho parlato, però ma stavo riscattando tutti i giochi. Mo pure io domani devo farmi un attimo una pulizia. Secondo me c'è ancora qualcosa da riscattarmi. Allora, qui non c'è niente. Allora. Ma sempre in questo punto cade. Andiamo a mente, così. Qua in mezzo si cade. Sempre tanta gente in questa pizzeria. Allora. Noi dove volevamo andare? Prima Eravamo pure scuola negli e altri biblioteca. posti. Allora, andiamo a vedere. Allora, biblioteca. Magari c'è Abbiamo il cursore. Salve. No, al momento no. A scuola? Scuola. Dubito perché A scuola di notte con un coniglio gigante che ti... che cos'è? È stato Golden Bat. Non lo puoi neanche esaminare. Oh, È stato Mazzatoro. C'è poco che possa fare qui di notte. Bravo bambino. Westbrook Middle School. Allora. Ma ci saranno più notti? Credo di sì, Sì, dato che dice sì. notte una, questo uno mi aspetto di sì. 5 notti, 20, Sì. Non pensavo Però fosse ci sono così un lungo. sacco di cosine da fare. Cioè, quella cosa bella. Allora. A questo punto sei tu. No, aspetta, è questo qua. La pistolina. Quindi abbiamo sbloccato altri due, ma mi devo rifare poi l'altro io offline. Mortacci sua. Spara i palloncini. Balloon boy. Cicchetti così. È particolare col pad così, Questa è la boss fight di Aifa. Questa è in Con particolari comandi, quello è il problema. No, no, non è che sono una merda, cioè... devi un attimo solo farci la mano. Ho letto una notizia oggi che mi ha fatto molto ridere. È uscito fuori che... Mortacci suoi. Devo sempre andare a vedere se è vera comunque come notizia. Però se è vera è molto ilare. Sembra che un giocatore, un esperto, un veterano, comunque uno che sa giocare bene a Fortnite, non riesce a completare il primo livello di Contra, l'originale per il NES. È troppo difficile a detta sua, o ancora devo capire tutto. Sì, ho capito, però neanche il primo quadro, la prima zona. Allora sarei un attimino bloccato prima. Patatine fritte, giustamente. Vabbè, però è movimentato come gioco, quindi nei giochi d'azione dovresti essere pure un attimino... Ah, sei un pezzo di pizza, giustamente. Ok. Andiamo altri biglietti. Ok, quanti biglietti abbiamo in totale? 29 biglietti.
Siamo stati bravi. Aveva detto per legge una vecchia notizia, comunque te lo confermo. Proprio confermato, anche se non mi pareva fosse Ah, ok, no, io mi ricordo sicuro che era Fortnite. No, però penso Che se l'ho si letta mette, lo faccio, stamattina. ripeto. No, che cazzo. Però era... Penso uno ce la può È fare. stata strana per me che io Contra l'ho giocato. Se me lo dai il primo quadro te lo faccio tranquillamente. Io mai giocato. Però, Però poi se gioco a Fortnite sono una pippa. Allora dico, visto che è molto più difficile Fortnite perché è in 3 dimensioni, là è bidimensionale, quindi se hai le skill per muoverti in 3D e non riesci a muoverti in non si 2D. capisce un cazzo ormai su Fortnite. Beh, poi vedi Dottor Doom che inizia a sparare Sì, vabbè, quello poi che esplode mentre quello lascia sta fare. Spider-Man e si azzecca sui muri. Il Quindi problema è tanto che mo nella quello. pizzeria non c'è nessuno. No, Siamo di nuovo nella forse ci merda. sono Chip e Mario. Cosa? C'è un ragazzo che piange? Senti come piange bene. Allora, la vasca che abbiamo visto prima. Mi intenta un anello, no? Ecco. Oh no. Dove sono finiti quei tre? Chissà dove. Brutto. Fatti così a pezzi sono ancora più spaventosi. Fanno sembrare lo scaffale una specie di vetrina per i trofei di caccia. Una scatola di fusibili. Una volta papà mi ha spiegato come usarli. Scheletri. Eh sì. Credo che al momento non mi sarebbe d'aiuto. No, no rumore. Freddy fa sminchia. Sembra che stessero cercando di ripararlo. Spero che resti guasto per sempre. C'è un cercapersone a terra. Ah, il portafoglio di papà. No. Così che quei cosi sono fatti all'interno. Preferisco la carne e le ossa, direi. Possiamo andare? Dai, dobbiamo andarcene subito da qua. Non possiamo nasconderci. Allora, innanzitutto dobbiamo andare nella sala giochi. Ma Ah, no, sì. c'è un bambino dentro. Sì, sì. Forse è Chip. Bimbo, Chip. bimbo. Enzo Scheletri, mamma mia, sei. No, Setti, pessima. Mamma mia. Simpatica, divertente, però pessima. Mamma, Ciao. Aiuto, non riesco ad uscire. Come ci sei finito lì? Qualcosa mi ha afferrato e mi ha ficcato qua dentro. Ho la sensazione che la tuta stia per chiudersi e sigillarsi. Forse posso allentare i bulloni con un cacciavite. Vado a cercarne uno. Allora, deposito. Per andare nel deposito, sala qua in alto e poi deposito. Ok. Perché secondo te no, poteva mai essere aperta? È disturbante il pianto di sto bambino. Dovrebbe morire stare zitto. No, ma brutta fine. Ok, Foxy, tu da qua non ti muovi. Ma sto sentendo proprio degli squartamenti. Una festa Nandello. Oh, di qua non possiamo andare, di qua non possiamo andare. Prenota ora. Ah, prenota la nostra sala per il tuo prossimo evento privato in omaggio alla torta ufficiale di Freddy Fazbear. Ok, allora. E a sto punto ce ne andiamo per forza di qua. Bimbo, non piangere per favore, che già la situazione è drammatica. Qua possiamo andare? Assolutamente. Capito? Ma se c'ho tutte le porte chiuse, io per dove vado? Aspetta, rivediamo nel backstage. Forse adesso... Ok, qua non posso fare niente. Devi trovare a casa. Penso che posso correre. Via. Allora, vediamo prima nel magazzino qui nel passato, nel presente.
capito, però stiamo un attimo esagerando. Ok, il magazzino è in alto. Era la risata del Balloon Boy, è vero. No, qua no. Qua. Mm. Bambino, però. Ciccio, allora? Ah, aspetta. Fermi tutti. Non è che c'è qualcosa qua dentro. Ma manco per il pennacottaro. Controlla se ha ancora le batterie. Sì, 2 batterie. Quelle servono, mo il problema è che se i 3 dell'Ave Maria si sono messi in movimento, minchia. Allora, ritorniamo nel passato. Guarda, con tutti i libri che sono usciti, e ne sono usciti un casino. Non dico tutte le storie, perché alcune storie sono più carine, altre sono un pochino più impegnative. Se passassero alcune delle storie così io, pure una decina di giochi fatti in questo modo qua, a 20 euro. Onesto, non ti ho rubato niente. Oh, ma complimenti. Allora, non si passa, di là non si passa, di là non si passa. Quindi, dove passiamo? Aspetta, però non è che possiamo andare in giro per la città nel passato? Vediamo se riusciamo ad uscire da qua. Dovrei andarmene e basta? Ah, E c'è un primo finale, ok. Andare dove? A fare cosa? Ci si vede, papà. Ciao a tutti. Ciao, arrivederci. Torno al passato. Ciao, ragazzi, abbiamo finito il gioco. Finito. Finito. Ciao a tutti. Grazie mille. Grazie. Il gioco è stato intenso. Manca di me ne vado di casa. Me ne vado di casa nel passato. A posto. Su padre. Il bambino nell'esoscheletro che sta proprio. No, arriva una macchina del tempo nella macchina delle palline. No, ragazzi, ciao. No, non voglio sapere niente. Tutto risolto. Cioè, è arrivata a un certo punto, Christian. Arrivederci, tanti saluti a tutti. Come diceva un santo, la morale nella vita è farsi sempre i cazzi propri. Esatto. Mettiti là nella pizzeria. Nasconditi sotto al tavolo. Che voleva aiutare No, vabbè, arrivederci a tutti. Ragazzi, è stato un piacere. Ringraziamo Jericho Camping, Jacob Tu vuoi Saccari. metterla là come... Senti, parliamoci chiaramente. Vogliamo capire la trama, vogliamo capire tutto, ma sinceramente in una situazione del genere si salva il papà, però metti che non c'era padri in mezzo. Senti, macchina del tempo. Già quella, tu dici, specie è qualcosa che non va. E ti rapiscono i genitori. Diventa un demo. E tu vai nel passato. Trovi quello, mi prendi il cacciavite perché io sto morendo dentro l'animatronico, per piacere. Oh, ragazzi. Ciao a tutti e tante belle cose. Ok, adesso mi fai continuare da lì, vero? Non è che ricominci dall'inizio e mi devo rifare tutto, no? Perché io faccio continuo. Ora gameplay intensivo di Yakuza. Io quello dei pirati ho visto un pochino di gameplay. È strano, molto. Molto. Allora, pensavo
Pensavo. Presente fabbrica? Giravite? Vai. Per forza, bravo Seth. Allora. Guardi qua. Non cadere, non cadere, non cadere, non cadere, non cadere. Non cadeva davanti alla porta, morto, secondo finale. Un sacco del... Non c'era prima. Poi, un Nez. Stanno dicendo pure Jeff. Non mi sembra il caso, Jeff. Jeff, tu lo sai che hai comprato una pizzeria dove uccidevano i bambini, sì? Vabbè, Ok. oggi, ma Jeff è dipendente. Credo. No, è proprietario. Jeff ma la Jeff- pizzeria, Jeff Magari lui. il fratello. Jeff, Lui è Jeffo. Allora, Bene. va bene, grazie. Oswald, sei stato enormemente di aiuto. Allora, ma a casa c'è quello però. Non ci torno là dentro, non dopo essere appena sfuggito a quella cosa. Ah. Bene, il piano è andato a farsi fottere. A casa non ci possiamo rientrare. La teoria è proprio andata a farsi fottere. Quindi siamo persi qualcosa. Comunque quello che hai detto è giusto, ci sono libri che verrebbero trasposti molto bene in dei videogiochi. Ne hanno fatto uno che potrebbe... I pilastri della terra, sì. Quello lì, Ho già sentito. le zampettine sopra, è un romanzo di Ken Follett. Ed è uno di un bel gioco cicciotto, bello, RPGoso, tutto. Ah, Sì, se si guarda un pochino a qualche libro ci sarebbe, ecco, come questo qua, esattamente come questo. Non è che bisogna fare il super mega titolone, tripla, quadrupla A con i cazzi. Io ti metto il no, cazzo come non ci riesco. dell'engine che fa. quindi. Ma voi dovete fare i giochi che ci dobbiamo divertire. Guarda qua, questo fatto per bene, bello, carino, sistemato. Giochiamo e ci abbiamo ancora da giocare, ma Sai qual è un altro gioco bello e sistemato? Monster Hunter Wilds, ragazzi. no, no, Meglio no, Monster Hunter Wilds. no, no, perché? 2-7. Dai, Peppi, dai. In realtà non vedo già l'ora che sta la demo per vedere Ma esatto, perché portatili. tanto Allora lo vuoi a 60 fps? lui lo può Prendere avere la Pro. sicuramente. Lui sta a posto. Ah, io che provo, io tengo portatile, io Boh, crossplay, fotto proprio a nulla. se voi che bestemmierete vedete l'FPS. Questi ragazzi. E poi vedo come va Giuseppe. Tanto io. Che c'è il crossplay davvero. Sì. A posto, allora. 25.000 anni, vero? C'è qua. Io quello ho aspettato, Tanto io finché droppo sono contento. A questo punto vedo a te come va, perché se va, invece di prendermelo sulla Play, me lo prendo pure io sul PC a sto punto. ah, boh, ma tanto io me lo prendo e ti posso Se vogliamo giocare insieme non possiamo giocare in due. Ah, non funge? no, perché c'è come... No, ma di fatti la Però battuta se era io proprio quello, non Setti. Ho andrei visto adesso, qualcosa in alto. Enzo smette a giocare a Monster Hunter e io non sto giocando. Nel momento in cui io entro e faccio accesso alla mia libreria, da lui gli esce l'avviso, guarda Peppini online da 5 minuti. A causa di un incidente occorso con l'ultimo Freddy animatronico, chiediamo ai clienti di non puntare laser negli occhi dei musicisti. Grazie per la collaborazione. Non è che qualcuno mentre stava alla festicciola ha preso un laser. Quindi su questo funziona meglio la Play su questa cosa qua, che tu ti smezzi l'account con l'amico, dividi tutto e giocate Pure. Attenzione, attenzione. Allora, qualcosa che Però dobbiamo tu trovare metti qua? il sotto. Puoi far sembrare in realtà c'è una zozza wife in 3D. Ok, molto simpatico. No, non mi fa entrare dentro. Sto laggando di nuovo. Penso che sia lunghetto sto gioco, C'è Mm. del materiale. No, no, lagga il gioco. Aspetta, facciamo così, facciamo pure quest'altra prova. Voglio capire se
quando carica, se il gioco, che sennò provo ad aprirlo. Comunque andava bene di nuovo prima. No. Allora, aspettate, facciamo così. Gaming. Sì. Gaming. Facciamo e riapriamo. OBS non mi sta dando neanche il problema. Guarda il codec che si sta appesantendo, bla bla bla, eccetera, eccetera. Allora. No, c'era pure Tizione su Instagram. C'ha scritto e non l'ho letto. Tizione. All'improvviso si inchiomma letteralmente. Proprio trova una buca, ci si butta dentro e più di quello non riesce a farcela. Allora, domanda da $1 trilione. Trova qualcosa per aiutare il ragazzo. Ragazzo? Fanciullo? Fanciullo, io ti voglio immensamente aiutare, però non trovo niente. Ragazzi, date pure voi suggerimenti, suggerite, dite pure tranquillamente. Condotto. Fissato con le... Ah, però Oswald, tu pure ti trovi solo i problemi, eh. Io te l'ho detto, chiedi a Jeff. Ah, chiedi a Jeff, l'avevi scritto 2 secondi fa. Scusa, Setti, non avevo visto il messaggio. Si torna al presente. Aspetta, bimbo, eh. Madò, bimbo, per un po' di metallo che ti si sta ritorcendo contro. Allora. Salto. Effettivamente è anche l'unico personaggio con cui possiamo parlare. Per il resto in giro non c'è nessuno. Non cadere. Non cadere. Ok. Allora. Ehi Jeff, hai un cacciavite da prestarmi? Che cazzo. Prima di risponderti voglio sapere a cosa ti serve. Devo tornare nel passato e salvare un bambino. Sappi che ti hanno preceduto. No, ho il sellino della bici un po' traballante. Ah sì, ne ho uno nel seminterrato, ma prima devi farmi un favore. Che resti tra di noi. Non pago le tasse della spazzatura e ho dimenticato di scaricare un sacco alla fabbrica. Porta fuori quell'immondizia, al ritorno avrai la chiave. Ah, prendi questa torcia, è piuttosto buio là fuori. Grazie, ma la batteria è quasi scarica. Scava nella spazzatura se dovesse esaurirsi. Racimolerei qualcosa. Blea. Accendi la torcia. Tieni premuto per ricaricare la batteria. Anche. Ok. Anche questo c'è. Battaglia. Va bene. Allora, dobbiamo portare la sacchetta alla fabbrica. Va bene. Qual è il problema? Parla con no, mi ero proprio dimenticato che c'era un personaggio con cui parlare. Vedi che il settone quando arriva sul canale porta bene. E ci evita di farci andare anche al manicomio. Oh, c'è una pila. Una batteria. Salve la spazzatura. Allora, io me ne vado, eh. Tutto a posto. Arrivederci. Ora troviamo Jeff morto con il cacciavite in fronte. Spera a me no. Ah, boh, noi l'importante è che troviamo il cacciavite. Salve. Buttato la spazzatura. Grazie ragazzo. Il mal di schiena te ne è riconoscente. Tengo alcuni attrezzi nel seminterrato. Usa questa chiave per aprirlo. Il seminterrato è dopo il backstage, ok. Domanda, questa chiave mo adesso funziona anche nel passato? Scopriamo insieme. Domanda, usciremo vivi dal seminterrato adesso? Probabilmente no. Ok. Allora. Qui al momento tutto a posto. Salve. Ok. Oh no, brutto. Pare che ci sia una batteria qua sotto. Ottimo. Questo affare non funzionerà, è troppo arrugginito. Non viene usato da decenni.
Lo andiamo a prendere nel passato. Ok, vabbè, spegni la torcia, tanto non... A parte il robottone assassino papà a casa, non dovrebbe esserci nessuno. Allora, torniamo nel passato. Là e c'è il cacciavite. Quindi dovremmo aver sbloccato questa parte. Siamo anche in orario, così a breve stacchiamo anche. Tanto poi lo continuiamo nei prossimi giorni. Cos'è sto oggetto apparso qua a terra? Gettone. Un gettone dorato che funziona solo con i cabinati. Allora, qui usiamo la chiave. No, 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 Zac, no, no. non ci piace. Allora, come funzioni? Salve. Io vado qua. Salve, signor Freddy. Ah no, è proprio là vicino a lui il cacciavite. Anzi, dai, fai quello che devi. Aspetta che si sta consumando la pila. Ok. Ho capito, un momento. Non t'azzarda a muoverti tu là. Non ti muovere da lì tu. Bimbo, vengo a salvarti. Aspetta, bimbo. Aspetta, bimbo, eccomi. Ecco, bimbo, sei salvo. Brutta fine sarebbe stata. Grazie. Temevo che sarei rimasto bloccato lì per sempre. Un attimo prima stavo parlando col mio amico e un attimo dopo... Brutto rumore. Brutto. Oh, mi sembra la sua voce, potrebbe essere in pericolo. Muoviamoci, possiamo trovarlo assieme. Mi devo anche occupare di te adesso. Lasciamo perdere, usciamo di qui. Aspetta, sto cercando il mio papà. Non è per caso visto un uomo alto con una camicia blu? Intendi tipo un adulto? No, non l'ho visto. Ascolta amico, vorrei tanto aiutarti, ma sono cazzi nostri. Devo andare alla cassa. Devo andare alla cassa, devo andare alla cassa, devo andare alla cassa, devo andare alla cassa. Però c'è Freddy, Freddy è cacca. Freddy è infame, Freddy è infame. Allora, a posto. Schiaccia i ragni, come? Una amicizia con tutti, basta. Ciao. Possiamo aprire anche la grata adesso, quindi dobbiamo tornare all'ingresso e andarcene per sopra. Tizione, avevo visto prima che ti eri collegato pure su Instagram, lui, solo che non leggiamo la Tizius. chat. Buonasera Tizione, Ciao, Tizio bentornato su questi lidi. Siamo tornati. Noi lottiamo con i conigli giganti nel frattempo. Allora, noi siamo Oswald con una macchina del tempo in una macchina delle palline in una pizzeria. Ci siamo trovati nel passato e ci vogliono uccidere. Come sempre. Ma a noi se non ci uccidono non ci piace come cosa. Preferisco fare il minigioco. Però è stato troppo veloce. Sei Troppo. stavo davanti a lui. Troppo. Però si poteva evitare. Però penso con Vabbè, tanto... più tempo. Tanto basta rifare solo sto pezzo. Tizio, che se dice a Rivombrosa? Tizio è di Rivombrosa, sì. Allora. Bimba, aspetta, ti salvo. No, Miriam, io pensavo che tu non lo stavi vedendo e che fa un po' timore. Complimenti che sei rimasta. Io pensavo non eri rimasta. E invece colpo di scena.
complimenti. Dai, grazie mille che sei passata. Se vuoi io lo continuo nei prossimi giorni comunque. Se aggiungimi su Instagram o su TikTok, vedi, io metto il calendario ogni giorno, avviso gli orari delle cose che faccio. Se vuoi, vedi quando lo faccio e ti continui a seguire la storia con noi. Bla 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 bla. Grazie mille che sei rimasta finora. Buonanotte. Buonanotte. Io penso che da qua riusciremo ad andarcene e staccheremo giusto in tempo. Siete malfatti, scusate il ritardo, ma mi ero impegnato. Buonanotte Miriam e salutami Alessia. E fai venire pure lei. Se anche noi ti vogliamo bene. Non so perché da YouTube non si vedevano. No, è perché sto usando un sistema diverso per streamare. Tizio, ho cambiato un po' di cose. Ancora mi devo regolare su come riuscire a vedere anche i messaggi da YouTube mentre streamo così. Non è il sistema che utilizzavamo fino a poco tempo fa, ecco. Se torno al presente, faccio prima. Invece che andare fin laggiù. Vederci. Mi allontano da qui. Ah, ok, noi questo dovevamo fare effettivamente. Torna a casa. Sì, fierissimo. Il problema è che noi adesso dobbiamo tornare a casa dove quel mostro ha preso possesso di nostro padre. Ecco. Grazie per l'RVM. Quindi è il padre, ma non è il padre perché è posseduto da questa entità. La famiglia. C'è un altro finale se non scappiamo. Forse qualcos'altro si potrebbe fare. È stato tutto un sogno? E così sarà meglio cominciare la giornata. Giorno 2. Quindi questo è il giorno 2. Fai colazione. Allora, facciamo una colazione. Io vado in cucina. Ciao mamma. È il primo giorno della prima media. È il primo giorno di scuola media. E arriva. Stai ancora dormendo, giovanotto? No, c'ho papà che mi voleva uccidere. Sono viaggiato indietro nel tempo. Ho salvato un bambino. Tutto a posto. Non preoccuparti, papà sta bene. Ti sta aspettando in sala da pranzo. Cosa? Papà, vuoi un po' di cibo per i gatti? Salve. Ecco. Ma forse per oggi salto la colazione. Ma lo direi anche io. Ma tuo padre ci teneva tanto a mangiare con te stamattina. Ma solo con noi non parlo, noi non lo sentiamo. Facciamo un'altra volta. Ma non dimenticare il pranzo se non vuoi morire di fame oggi. Mangio a scuola che è meglio. Grazie mamma. Mamma, io te lo dico, papà è un demone. Poi vedi tu, io te l'ho detto, eh. Sì, sì, siamo pronti. Yeah, non vedo l'ora. C'è nulla, va bene. Guardi? Sì, è Ah, mi guarda proprio fisso. Vai vicino. Ciao, ti posso salutare? Oh, abbassa quelle mani. Allora. Ma perché muove? Pare che muovi i pettorali. Cioè, salve, ciao. Non ti sono barbato. Ti posso salutare? Vabbè, non vuoi neanche essere salutato. E vaffanculo. Io lo volevo salutare. Che giornata di merda. Mamma mia. La foto della nonna. Va bene. Va bene. Ah, il fatto della nonna che ha detto prima, giusto? Vabbè. E vabbè, c'è posta? No. Andiamo a scuola. Che dobbiamo fare? Che vuoi fare? No, mo di fatti finiamo sta cutscene ne stacchiamo pure noi. Poi lo continuiamo nei prossimi giorni. Allora, noi dove siamo? Aspetta, non mi vedo. Ah, ok, in alto, ok. Ma è il dinamite là a terra? Sì, sì, sì. Chi riuscirebbe a pranzare in un momento come questo? Sicuro che sia una buona idea, Jet. Puoi andartene se vuoi fartela addosso. Penso di sì, sì, di fatto. Oh!
Ehi, chi è stato? Professoressa, però sono a 2 passi da te, È anche in linea diritta per vedere tutta la situazione, Oh, quindi... buonanotte, Christian. Cri, buonanotte, ti faccio sapere in questi giorni quando ci facciamo il finale, allora. Buonanotte. Buonanotte, bello. Ah, se ci dà la colpa a noi. Come che sta nello Ok, spazio? ecco qua, a posto. Questo è proprio il checkpoint. Vai. Allora, noi usciamo. Questo uno ci vediamo il trailer di Thunderbolts. Per Eh sì, concludere. concludiamo un Uscirà attimino in trailer, bellezza. Allora, dopo Deadpool e Wolverine, vediamo cosa ci aspetta. Prossimo film. aspetta, devo vedere Cosa se c'ho mandare tutto storto? configurato. Allora, aspetta. Mo va tutto un attimino Non si preoccupi. aggiustato e tutto. Allora, aspetta. Allora. Ok, non lo vuole fare, non so per quale motivo, va bene. Ah, sì, perché giustamente è bloccato. Ok. Ecco qua. Ci perdiamo 2 secondi. Piano piano usciranno vari bug e cose varie perché con quello che ho combinato oggi ho buttato giù tutto e ho rifatto tutto da zero. Senti, mi sono modificato tutto. Si è bloccato? Ok. Adesso si era un attimo frizzato. Allora. Che cazzarola è? Ecco qua. Almeno noi stiamo diritti qui. Il resto me lo aggiusto domani. E vediamo di far uscire il browser. Allora, dire che è tutto sminchiato è dire poco. Facciamo così, aspetta. Allora, facciamo proprio una cosa veloce, poi domani mi aggiusto tutto. Allora, abbiamo detto Thunderbolts, Hammer. Thunder e anche Bolts, direi. Sì. In italiano così. Sì. Eccolo qua. Capito? Allora, Metti i sottotitoli, se no si frate che non sente un cazzo perché non fa le cuffie. ok. Allora, Io clicco fuori della porta. La tua negligenza. oi Setto, buonanotte e buon divertimento. Ci sentiremo da Londra allora. Buonanotte, Settone. Yelena? Aspetta! Yelena! Ciao papà. Scusa l'attesa, ero in una call importante, altamente riservata. Tanto lavoro. Molta carne al fuoco. Sei soddisfatta? Oh sì, sì, molto sfatto, molto disfatto. Come mai me lo chiedi? Che cosa ti porta qui? Ecco, che è successo? C'è qualcosa che non va in me. Un vuoto. Sto andando alla deriva e non ho un obiettivo. Ho pensato che buttarmi sul lavoro fosse la risposta. Oh, no. Chi sei tu? Ah, io sono Bob. Chi ti ha mandato, Bob? Nessuno. Voi siete stati tutti mandati?
Fottuti. Che si trasforma. Tutti hanno fatto cose orribili. Operazioni ombra. Rapine a laboratori governativi. Killer professionisti. Sì, quindi? Quindi qualcuno ci vuole morti. Che cazzo. Siamo cresciuti con Lei da questo manzi immediato. Esistono i bravi ragazzi e quelli cattivi. Qual è il piano? Potrebbe essere un casino. Ma in realtà poi realizziamo che ci sono i cattivi e ci sono i più cattivi e nient'altro. Guardatevi, adorabili. Giustamente ci doveva essere lei. Però, senti, Aspetta, mo esce. Tranquillo! È a prova di proiettile. E sei a prova di proiettile! A prova di proiettile, più o meno! Quello è Bucky? Brutta notizia. 30 aprile. Allora, guarda. Azione simpatico. Sylvester Stallone. Ma il mood è quello lì. E i Mercenari 6. Il mood è quello lì. Quindi va Però io bene. devo Quindi avere- voglio vedere a livello di trama più che altro come si andranno un attimino a muovere. Non mi so Bob è forte, Bob è interessante. Allora, Tizione bello, noi stacchiamo che ci andiamo a riposare che domani devo finire ancora di sistemare tutto, c'ho un cantiere qua in mezzo. Poi ci sentiamo nei prossimi giorni e mi raccomando, ho risolto anche i problemi di lag, grosso modo. E adesso quando faremo vari quiz, varie cose, vari sondaggi, non avremo più i problemi di prima. Quindi vedi tu, io t'ho detto sta cosa. Quindi buonanotte a tutti quelli che sono rimasti finora. Buonanotte a Tizione. Ora che sei tornato... No, Pierluigi, riprendiamo normalmente. Mo' mi sto sistemando tutto. Ho detto, abbiamo pure il DLC che iniziamo in questi giorni. Capì? È lì, è lì. Dici, quando ci metti le mani sopra? In questi giorni. C'è la risposta. Tocca giocare. Ricordiamo che noi... Ah no, io non posso dire il finale di questo No, perché ma tu... sì. Ci ritroviamo sempre in quel momento. Mio fratello non l'ha finito ancora. Noi abbiamo finito il gioco. Abbiamo fatto anche il 4. Abbiamo fatto anche il 4. I mesi sono passati. E magari chissà, in questi giorni di Tokyo Game Show Potremmo avere una Sono cosa usciti interessante. dei leak delle informazioni su Persona 6. Sembrano belle grosse. Non ho aperto, non ho voluto sapere. Manco non voglio niente. No, Pierluigi è giusto per un fatto di principio. Però rimetterci le mani sopra, cazzo, è divertente. A noi ci piace giocare a persona, dobbiamo giocare a persona. Sì. Dai, allora io adesso stacco e ci sentiamo comunque domani e nei prossimi giorni. Tenete d'occhio i social, posto il calendario e vi dico quando siamo in live. Per il resto, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ci vediamo, penso, già domani, perché io domani ho rimasto un discorso in sospeso. C'è un certo signor Shin Megami Tensei 5 che ho toccato 3 giorni e sta dicendo, ehi tu, lo sento da qua, mi sta chiamando. Hey, listen. Quindi domani pomeriggio, secondo me, resettandomi pure la scheda d'acquisizione e mettendo un attimino in ordine il tutto, si prova. Che fai? La prova provata, non la fai? Oh. Quindi buonanotte a tutti e a Buonanotte. domani.